Eccoci di nuovo insieme con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave in Blu. Oggi a farvi compagnia ci sono io, Martina Reolon. Buongiorno a tutti e buon venerdì. Siamo al 16 luglio e andiamo a guardare insieme le principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Sia sul Corriere delle Alpi che sul Gazzettino grande spazio è dedicato alla tragedia che si è verificata nei giorni scorsi, la morte di Davide Bristot, il 18enne colpito da malore nel sonno. Andiamo subito proprio a leggere gli aggiornamenti che riguardano questa notizia sul Corriere delle Alpi ed è stata aperta l'inchiesta sulla morte di Davide, indagato il medico che firmò. La tragedia dopo le dimissioni dall'ospedale, al vaglio la posizione di più sanitari. L'ULSS dice professionista serio, Zaia vuole gli ispettori. E ci sono appunto i primi atti giudiziari per la morte di Davide Bristot, il 18enne colpito da malore nel sonno, dopo che era stato rimandato a casa da pronto soccorso, a cui si era rivolto per un mal di testa che si portava dietro da qualche giorno e che era decisamente peggiorato. Ieri il medico che ha firmato la dimissione è stato iscritto nel registro degli indagati. La Regione Veneto ha avviato la procedura di ispezione all'ospedale San Martino. Andiamo proprio a leggere questa notizia che è a pagina 16, ci soffermiamo subito su questo. Un primo indagato per la morte di Davide, Zaia invia gli ispettori, si legge nel titolone. La procura iscrive sul registro chi ha firmato le dimissioni, al vaglio altre posizioni. La dirigente Carraro dice professionista di esperienza, l'ospedale apre le verifiche interne. L'articolo è di Gigi Sosso. Morto nella sua stanza a 18 anni. C'è il primo indagato per il decesso di Davide Bristot e la regione manderà gli ispettori all'ospedale San Martino di Belluno. Dopo aver ricevuto gli atti dai carabinieri della compagnia di Feltre, il sostituto procuratore della Repubblica, Alberto Primavera, ha iscritto nel registro il medico del pronto soccorso dell'ospedale San Martino che ha visitato il ragazzo di Sedico. Potrebbe non aver fatto tutto necessario prima di rimandarlo a casa verso le 23:30 di martedì sera. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo per colpa medica, non è escluso che già nelle prossime ore possano essere coinvolte altre figure professionali oltre al medico che è un regolare dipendente dell'Ossuno Dolomiti. La direttrice generale dell'azienda sanitaria Maria Grazia Carraro lo ha definito un professionista di esperienza. I colleghi aggiungono che è sempre stato molto coscienzioso. Non si tratta di un gettonista proveniente da fuori città o di qualcuno appena rientrato dalla pensione, premesso che tutti cercano di operare al massimo delle proprie possibilità, ma un errore umano può capitare, questa volta potrebbe essere stato irrimediabile. Quello che bisogna capire è se sia stato osservato tutto il protocollo previsto e soprattutto la causa della morte di un ragazzo così giovane e apparentemente in salute. Intanto, su richiesta del governatore Luca Zaia, l'assessore alla sanità Manuela Ranzarin ha attivato il servizio ispettivo regionale che avrà il compito di effettuare una verifica sulle modalità di assistenza ricevute dal ragazzo al pronto soccorso. Secondo le procedure, anche l'ULSS Dolomiti ha già attivato l'iter interno per far luce su quanto avvenuto la sera del 13 luglio nel pronto soccorso. Come da prassi, sottolinea la Carraro, per tutti gli eventi non attesi viene attivato l'audit clinico. Come azienda siamo vicini alla famiglia del giovane che è deceduto. Ora credo sia importante avere rispetto per il dolore di questa famiglia, conclude la direttrice. So che il ragazzo era stato visto da un collega esperto durante il suo accesso a pronto soccorso. C'è in corso un'indagine dell'autorità giudiziaria verso la quale abbiamo la fiducia più alta. Il magistrato ha disposto l'autopsia, lunedì incaricherà l'anatomopatologo veneziano Antonello Cirnelli. Dopo il giuramento, nell'obitorio del San Martino comincerà l'esame, al quale assisterà anche la consulente incaricata dalla famiglia Bristot, che è la dottoressa Sara Nalin. Si tratta di un medico legale con studio a Mira, dunque anche lei arriverà dal veneziano e cercherà di dare una risposta ai genitori di Davide e al fratello Alessandro. In una seconda fase potrebbe diventare necessaria un'ulteriore consulenza da parte di un cardiologo o di un neurologo sulla base dei primi risultati. Nel frattempo i carabinieri sentiranno tutti i sanitari che erano presenti in quel momento nel reparto di emergenza di Via l'Europa in maniera da presentare al magistrato titolare del fascicolo, che sarà Roberta Gallego o Simone Marcon, un quadro completo così da dargli modo di completare le indagini con o senza il coinvolgimento di altre persone. Quello che in Procura della Repubblica già escludono è che la scomparsa del ragazzo, che era pallavolista della Spes Belluno, sia in qualche maniera collegata al vaccino anti-Covid-19. Non c'entra niente, sottolinea procuratore della Repubblica Paolo Luca, la causa andrà per forza ricercata altrove. Si legge appunto per fugare ogni dubbio. Gli articoli poi continuano nell'altra pagina.
All'ingresso della sua scuola sono state posizionate 3 bandiere a lutto, il tricolore listato a lutto. Sopra l'ingresso principale dell'Istituto Tecnico Segato le bandiere sono chiuse con nastro nero in segno di dolore per la morte di Davide Bristote e di vicinanza alla sua famiglia. Il 18enne di Sedico aveva appena ultimato la quarta e non stava ancora pensando all'esame di maturità del prossimo anno, c'era tutta l'estate davanti. Nessun studente o insegnante nell'aula che frequentavo abitualmente, salvo che nelle ore dedicate ai laboratori, a settembre si penserà a qualcosa per ricordarlo. E per quanto riguarda la famiglia, ovviamente e comprensibilmente è chiusa nel dolore per una tragedia così immensa, tanti gli amici in visita e c'è attesa per il funerale. Il fratello Alessandro Bristot è tornato dall'Albania, dove avrebbe dovuto giocare l'Europeo di pallavolo. A lui non è mancata la vicinanza dei compagni, non mancherà un'altra occasione. L'articolo è sempre di Gigi Sosso. Cambiamo argomento e rimaniamo comunque a una tematica sanitaria. Stiamo parlando dell'elisoccorso notturno, lavori fino a dicembre, ma il servizio decolla a fine agosto da Treviso. Viene fatto il punto in questo articolo di Paola Dallanesia sull'avanzamento del cantiere per la base EMS a Pieve, iter ancora lungo per le autorizzazioni ENAC. Qualche ritardo c'è stato a causa delle nevicate della pandemia, ma la base EMS di Pieve di Cadore, che ospiterà l'elisoccorso del 118, sarà pronta entro fine anno. Nel frattempo, grazie alla convenzione con l'US2 della marca trevigiana, il volo notturno partirà da Treviso tra fine agosto e inizio settembre e qui resterà fino a quando non sarà completata la procedura per l'autorizzazione alla base di Pieve, che non sarà a breve. All'ospedale Giovanni Paolo I di Pieve di Cadore è stato fatto il punto sui lavori per la realizzazione della nuova base dell'eliporto. Iniziati il 25 agosto del 2020, i lavori dovrebbero terminare per la fine dell'anno. E c'è una bella novità per i bellunesi: il servizio di elisoccorso notturno infatti partirà tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, come annunciato appunto dalla DG Carraro. Partirà dall'ospedale di Treviso e lì resterà fino al completamento della base di Pieve di Cadore. Sarà necessaria l'omologazione da parte dell'ENAC. Dobbiamo considerare che questo sarà un vero e proprio heliporto con lo spazio per accogliere 2 elicotti e in più ci sarà l'hangar che sarà un prefabbricato, e ci sono anche le foto dei lavori alla base appunto di Pieve e della conferenza stampa che si è tenuta ieri appunto a Pieve di Cadore. Andiamo avanti con la lettura delle notizie. Sulla questione ACC ci fermiamo prima di chiudere il Corriere delle Alpi. Intanto andiamo alla tematica Altanone, siamo a Feltre, in questo caso 1000 metri quadrati in più, la superficie commerciale sale a 5.000. Il complesso in avanzato stato costruttivo da via Montegrappa al profilo della città storica è praticamente scomparso. L'articolo è di Roberto Curto. E alla fine sono 5.000 tanti metri quadrati di superficie commerciale concessi nel complesso dell'Antanon, il cui cantiere prosegue a ritmo serrato. Il doppio rispetto al limite di 2.500 metri posto appunto come invalicabile dall'attuale maggioranza ancora durante l'ultima campagna elettorale, poi diventati 4.000 con l'accordo siglato tra Comune di Feltre e proprietà alla fine di novembre 2018, giusto una settimana prima che i 3 ricorsi presentati dal gruppo Paterno fossero discussi nell'udienza davanti al Tribunale amministrativo regionale. Per l'amministrazione comunale un accordo al ribasso, legato probabilmente al timore di un esito sfavorevole davanti ai giudici, che avrebbe potuto provocare un colpo pesante alle casse comunali e che ha messo fine ad anni di guerra portata avanti a colpi di carte bollate. L'ultimo strappo è recentissimo e fa salire la superficie commerciale di altri 1000 metri quadrati. Si arriva appunto al totale che dicevamo prima, 5.000 metri quadrati. Il negozio principale sarà certamente l'Eurobrico, marchio di proprietà del gruppo Paterno, che dell'Altanone è diventato il proprietario. Si parla poi di un supermercato della catena Aldi, di un negozio di profumeria, cosmetica e no food. Questo nuovo punto vendita di oggettistica e un bar che sarebbe già stato prenotato da un addetto del settore già presente in città con altri locali. Altre trattative sono in studio. Sono in corso e lo studio Piolo e Piolo, che gestisce le trattative per conto della proprietà, è pronto ad aggiornare l'elenco, anche se la clausola di riservatezza non permette di divulgare informazioni. Comunque in totale, appunto, come si diceva, saranno 5.000 metri quadrati. Passiamo a un'altra notizia che riguarda i laghi bellunesi, che sono sempre più blu. Santa Croce e Miss, l'istantanea di Legambiente, ARPAV e TCI conferma rispettivamente con 4 e 5 vele lo stato di salute delle acque.
Acque pulite, spiagge balneabili e parametri di qualità ambientale dei servizi ricettivi vicini all'eccellenza. È l'istantanea scattata da Legambiente in collaborazione con ARPA VTCI che ieri mattina ha premiato i laghi bellunesi di Santa Croce in Alpago e del Miss a Sospirolo, rispettivamente con 4 e 5 vele, simbolo dello stato di salute delle acque italiane. Sul lago di Santa Croce i tratti balneabili censiti si trovano in comune di Alpago, nelle località Poiatte, Saratei, Santa Croce e Baia delle Sirene. L'ultima classificazione, alla fine della stagione balneare 2020 e valida per quella del 2021, attribuisce a tutti e 4 le zone il valore di eccellente. Il lago del Miss di Sospirolo, località Falcine, prosegue nel suo percorso virtuoso iniziato nel 2017 e vede le 5 vele confermate dall'ultima indagine, quindi buone notizie appunto per i laghi bellunesi. Andiamo avanti, vediamo, torniamo indietro appunto come dicevo e leggiamo le notizie che riguardano l'andamento del coronavirus a livello locale, provinciale e poi anche a livello regionale. La pandemia nel Bellunese, il focolaio partito con la Pedavena Cup, sono 35 i giovani positivi e per quanto riguarda i vaccini c'è il via agli SMS. Sono attualmente 34 i positivi attribuibili al focolaio giovanile Feltrino, 2 si sono già negativizzati. Ad oggi non sono ancora arrivati ulteriori risultati sui tamponi dei contagi inviati a sequenziare all'Istituto Zooprofilattico di Padova per capire quale tipo di coronavirus li abbia contagiati. In provincia di Belluno, infatti, ad oggi le 2 varianti del Covid particolarmente presenti sono quella inglese e quella indiana, che sarebbe la famosa variante Delta. Intanto nel Bellunese gli attualmente positivi hanno raggiunto ormai quota 90, di cui 3 sono stati registrati nelle ultime ore. Come si vede, quindi, pare che la curva dei contagi abbia iniziato a puntare verso l'alto, anche se i casi che si registrano giornalmente sono di poche unità, per fortuna, fino a questo momento. E per sollecitare l'adesione alle vaccinazioni, dopo l'invio degli SMS con l'invito ai 40-59 anni, da ieri è iniziato l'invio dei messaggi sui cellulari ai 18-39 anni. Verranno inviati oltre 15.600 messaggi con inviti a sedute vaccinali nei 5 centri della provincia di Belluno. E tornando indietro, ma parlando sempre di Covid, andiamo a vedere qual è la situazione a livello regionale, che comunque ci coinvolge. Impennata dei contagi, 318 casi in 24 ore. La variante Delta corre, il Veneto stringe sul tracciamento, oltre 5.700 gli attualmente positivi a ieri, l'anno scorso erano 438. E la variante Delta si fa strada in Veneto, con numeri che riportano l'andamento della pandemia in regione a 2 mesi fa. Bisogna infatti tornare al 14 maggio scorso per trovare un numero analogo di aumento dei positivi nell'arco delle 24 ore. 318 ieri, con 117 nuovi casi solo nel Veronese. 304 quelli registrati il 14 maggio scorso. Una crescita che non ha riflesso per fortuna sull'ospedalizzazione e sui decessi, ma che dà conto di come il virus abbia ormai nettamente rialzata la testa. Un'impennata che porta i veneti attualmente positivi a quota 5.745. E così, mentre sulla scena torna ad affacciarsi il dibattito sul numero dei tamponi, la Spagna e l'Olanda si colorano di rosso scuro nelle mappe dell'Unione Europea e del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Francia del Sud, Irlanda e Belgio si colorano di giallo. Certo non ci sarà un criterio uniforme, ma intanto il Veneto sta stabilmente sul podio italiano sia per quanto riguarda il totale dei casi attualmente positivi, sia per l'incidenza degli stessi ogni 100.000 abitanti. Quindi la variante Delta sta galoppando. E proprio a proposito di questo andiamo al Gazzettino e leggiamo un'altra notizia che riguarda la pandemia e anche la variante Delta. Boom di casi in vacanza e c'è l'allerta della Farnesina. Viaggi all'estero sono rischiosi. Per il Ministero gli italiani in partenza dovrebbero dotarsi di un'assicurazione. Crescono i positivi di ritorno dalle ferie.
In Europa Green Pass e vaccinazioni non bastano a contenere la variante Delta e così, a stagione turistica ormai nel vivo, con migliaia di italiani pronti ad imbarcarsi verso le gettonatissime Spagna, Croazia, Grecia o Malta, la Farnesina è costretta a predicare cautela. Il Ministero degli Esteri, probabilmente scottato dai tanti casi di italiani bloccati in altri paesi in quarantena e dalle loro polemiche sull'impossibilità di essere rimpatriati, ha deciso di intervenire con una nota. Ogni spostamento può comportare un rischio di carattere sanitario, spiega il Ministero. Nel caso in cui si risultasse positivi al test per il Covid-19 o anche solo se si è stati a contatto con una persona positiva, vanno seguite le norme disposte dalle autorità locali. In altre parole, bisogna essere consapevoli che se in un ristorante di Barcellona o in un locale di Santorini si incrocia una persona positiva, si potrebbe essere costretti a sottoporsi a un tampone e ad un periodo di isolamento, ma soprattutto bisogna tenere in conto che potrebbe essere necessario sottoporsi a un test molecolare o antigenico per l'ingresso in Italia o per il rientro nel nostro paese dopo un viaggio all'estero. E quindi i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. Il consiglio quindi sarebbe quello di non andare all'estero per quest'anno per le vacanze. Per questo la Farnesina anche raccomanda di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all'estero, e c'è anche il consiglio di dotarsi di un'assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi al Covid, come riporta appunto questo articolo. Sul Gazzettino sempre, Gazzettino di Belluno, le prime pagine sono dedicate appunto alla tragedia a Sedico. Davide Bristot sempre muore dopo la visita ispettori della regione all'ospedale di Belluno, come leggevamo prima sul Corriere delle Alpi. La magistratura dice che è complesso accertare le colpe, ma prima bisogna chiarire la causa della morte del ragazzo di 18 anni. Come dicevamo prima, l'autopsia sarà eseguita lunedì. E c'è poi un articolo di Egidio Pasuk che si intitola L'eredità di Davide in un tema di italiano. In un compito sulla felicità e Leopardi spiegava: la gioia è nelle piccole cose. La sua insegnante dice: spero di ritrovare quei fogli per darli alla sua famiglia. Ricordo un suo tema sulla felicità e Leopardi, diceva che per lui la felicità stava nelle piccole cose, nel fare bene le cose di scuola e dello sport. Spero di recuperarlo e di farlo avere i genitori. In quel tema vi era davvero tutto Davide. Lucia Vestri è stata insegnante di lettere del ragazzo negli ultimi anni e con Davide e la sua famiglia aveva un rapporto speciale. Davide era un ragazzo estremamente serio, di un'educazione d'altri tempi, era anche molto autocritico. A Liti Segato di Belluno, la scuola che Davide frequentava, è stata issata la bandiera a mezz'asta in entrambe le sedi, quella di Piazza Piloni e quella di via San Lorenzo. E a scuola intanto si stanno raccogliendo i fondi per organizzare qualche forma di partecipazione concreta al funerale. La preside è fuori provincia, ma si è immediatamente messa in contatto con i suoi collaboratori, con gli insegnanti, con i rappresentanti degli studenti della classe che era appunto frequentata dal giovane Davide, che l'anno prossimo sarebbe andato in classe quinta. Cambiamo argomento e parliamo del patto Enel Provincia. Alberi più lontani dai tralicci, appunto c'è stato questo patto tra Enel e Palazzo Piloni, il tavolo a Roma, l'attuazione entro la stagione invernale. Un protocollo d'intesa per la prevenzione delle emergenze. Ci stanno lavorando prefettura e provincia che, con il suo presidente Roberto Padrini e una delegazione di Palazzo Piloni, in questi giorni era a Roma. È stata l'occasione per aggiungere un importante nuovo tassello al protocollo per prevenire e non trovarsi più nella situazione di Vaia. La provincia di Belluno, nel corso di un incontro a Roma, ha raccolto la disponibilità di Enel per quello che potrebbe rappresentare il primo accordo sperimentale italiano per individuare termini e modalità per un eventuale ampliamento delle fasce di rispetto e dagli elettrodotti per il taglio piante. Si tratta di quelle zone a ridosso delle linee elettriche che rischiano di essere interessate dalla caduta degli alberi. Una sinergia fondamentale per il nostro territorio, come hanno mostrato gli ultimi eventi meteo, ha detto il presidente Padrine, che ha incontrato l'amministratore delegato di Enel Italia SPA, insieme ai consiglieri delegati della provincia Danilo De Toni, Massimo Bortoluzzi e Franco De Bon, per evitare ovviamente il problema dei blackout.
E per quanto riguarda il futuro di ACC, dell'azienda di Meli, il ministro ha firmato il decreto sblocca fondi, aspettiamo di vederli, dicono però i sindacati, aspettiamo di vedere queste risorse. È stato istituito un plafond da 400 milioni per le aziende in crisi, i sindacati plaudono, ma è ancora presto per cantare vittoria. Lo si legge in questo articolo di Lauredana Marsiglia. Dal Ministero dello Sviluppo Economico arriva un segnale per ACC. È stato infatti creato un fondo da 400 milioni di euro per il sostegno delle grandi imprese che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà. Ora bisogna attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per verificare poi l'effettiva applicabilità ad ACC, il tempo di erogazione e l'ammontare della somma. Gestore del fondo non sarà più SACE, come viene affermato inizialmente, ma Invitalia. La FIOM di Belluno giudica positivamente la novità, ma resta in attesa fino a quando non vedremo il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non verificheremo quali sono le condizioni di accesso al fondo. Resteremo vigili, dobbiamo avere la certezza che ACC rientri tra i destinatari e i finanziamenti devono arrivare entro settembre. Speriamo che la pubblicazione avvenga in tempi stretti, hanno detto Alessio Lovisotto, segretario generale FIM Belluno Treviso, e l'operatore Mauro Zuglian. I tempi speriamo siano costantemente monitorati non solo dalle organizzazioni sindacali ma anche dalla regione e dal ministro D'Incà. C'è anche il vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni, che è vicino agli operai. Serve chiarezza, non illusioni. Sul futuro dei 315 lavoratori della CC di Melle e delle loro famiglie ci sentiamo e tutti dobbiamo sentirci parte in causa. Così il vescovo Marangoni interviene sulla vicenda ACC. Il lavoro impegna e riguarda tutti, è un bene di tutti, è compartecipare e corresponsabilizzarsi nella vita. Non è la prima volta che il Presule prende posizione pubblica sulla questione, infatti ricorda il 14 aprile scorso quando ha fatto visita a lavoratori sindacati RSU in presidio davanti alla prefettura. E il vescovo dice anche che la crisi ACC richiede partecipazione, coinvolgimento ed elaborazione su tutti i livelli e piani. Devono valori principi di solidarietà, condivisione, superamento dell'individualismo per far capire ai lavoratori interessati che tutte le forze sono in campo per aiutarli affinché nessuno si senta e venga abbandonato. E c'è poi riferimento alla Costituzione, all'importanza del lavoro e anche l'appello alla politica che deve sapersi confrontare con le categorie in crisi, lavorare con attenzione nelle pieghe del tessuto sociale ed economico, frenando le speculazioni. Leggiamo un'ultima notizia prima di chiudere e in questo caso ci spostiamo a Colle Santa Lucia dove si dice no all'hotel Ecomostro sul Giau. Levata degli scudi delle associazioni ambientaliste per il progetto in zona Colle, un albergo di 40.000 metri cubi approderà in conferenza dei servizi. Italianosta, Per Altre Strade, Mountain Wilderness e WWF scrivono Sovrintendenza ed altri enti. Giù le mani da Passo Giau, no a ecomostri che distruggerebbero un habitat unico e tra i più pregiati esistenti tra le Dolomiti. L'appello arriva appunto dalle associazioni ambientaliste che sono contro l'ipotesi di hotel di lusso. Un appello che è stato tradotto nero su bianco in un documento inviato a Soprintendenza, Fondazione Dolomiti UNESCO, Comune di Colle Santa Lucia, Provincia di Belluno e Regione Veneto. Stiamo parlando di un ambito protetto, sottolineano le associazioni, su cui è stato chiesto un intervento edilizio di inaccettabile impatto paesaggistico e ambientale. Per capirci, una volumetria pari a 3 edifici di 7 piani l'uno. Chiediamo che il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, nel valutare l'intervento, eserciti le funzioni di tutela previste dalla normativa ed esprima parere negativo senza possibili spiragli di fattibilità. E con questo andiamo a chiudere la rassegna di oggi. Vi aspettiamo come sempre puntuali domani mattina alle 8.30, sulle frequenze di Radio Piave e poco dopo tra le 8.30 e le 9 anche in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo e su tutti i nostri canali social, YouTube e molto altro ancora. Intanto un buon venerdì a tutti, un buon fine settimana, grazie mille come sempre per l'ascolto e a prestissimo, arrivederci.